Sono Carlo Stagliano. E io sono Davide Smiraglia. Siamo due chef della cucina ignorante. E oggi vi prepareremo una bella amarena. Polpette e puparuola. Polpette e peperoni. Per fare le polpette abbiamo bisogno di carne macinata, pane raffermo, passere e pinoli, uova fresche, uno spicchio d'aglio e del prezzemolo, sale e pepe quanto basta e un mix di formaggi composto da parmigiano e pecorino romano. Iniziamo ad impastare. Davide, nel frattempo mi prepari il mix di formaggio? Carne macinata, andiamo ad aggiungere pane raffermo, passere e pinoli a piacimento, del pepe, del prezzemolo, sale, delle uova fresche, uno spicchio d'aglio. Nel frattempo impasto e aspetto il mix che mi sta preparando Davide. Eccolo qua, pronto? Posso? Vai, vai, vai. Ok. La nonna diceva a 2 mani. Così si impasta meglio? Sì. Sai cosa mi ricorda quando impasto le polpette? Quando uscivo da scuola andavo a casa di nonna. Soprattutto il lunedì. Le preparava sempre. Ci siamo? Eccole qua, vedi? Ecco la prima. Mia nonna riusciva a fare tutte della stessa forma, tutte. Se le pesavi erano anche la stessa grammatura. Dai, inizia a friggere, dai. Vai, ci sono. Vai con la prima, dai. La prima ce la dividiamo, eh. Per forza, dobbiamo assaggiare. Ok. Ok. Che dici, la nonna sarà contenta? Penso proprio di sì. Vieni Davide. Eccomi. Andiamo con le altre. Nel frattempo io non resisto alla tentazione. Dai, fermati un attimo. Davide, sei da assaggiare. Ti la cuocere, Davide? Vai. Chiudi gli occhi e penso a nonna. Con burrella, ma come fai? A nonna dice come c'è la cuocere. Chiudi gli occhi e immagina. Lo senti il pecorino? L'aglio? No, perché devo passare Il prezzemolo? Mi passi l'opinolo? Per poche pepe? Mamma mia. Chiudilo, chiudilo. Oh, è puppe! Oh, mannaggia. Davide, nel frattempo friggi le polpette, io inizio a tagliare i peperoni. Attenzione sempre ai semi. E andiamo.
Ci sei? Sì, sì. Nel mettere frattempo l'olive e il capperi. inizio a snocciolare le olive. Mettiamo dell'olio. Lo spicchio d'aglio. Insieme all'aglio mettiamo olive e capperi. Davide, senti il suono, senti. Musica, musica. Immergiamo i peperoni? Vai, vicino alla padella. No, no, vengo io da te, vai. Vai, che fortissimo. Due minuti e sono pronto. Devo sapere un'altra cosa di nonna che mi ha insegnato mia nonna. Vai, dimmi tutto. I puparuoli la fa musciare prima e poi ci metto il sale. Mai prima! La fa prima a musciare. Sempre come la tradizione, ci mettiamo un po' di prezzemolo. Davide? Siamo pronti Nostra? allora quasi? Quella ignorante? Sì, sì. Togliamo la mollica. Che butta. Davide, prepariamo Amarenna. Amarenna ad essere china. Ma 3 polpette ci devo sì. mettere addirittura. Tiene fame allora. C'hai fame? Davide, l'ora del sale. I peperoni sono musci, come diceva nonna. Sempre la tradizione. Davide, a te cosa ricordano i peperoni? Guarda, a me i peperoni ricordano le mattinate in campagna con la nonna quando non andava a scuola e veniva a raccogliere i peperoni scalzo in campagna, che ormai si è persa un po' tutta questa tradizione, ma tutti vendono cose estere. Di solito come fai per assaggiare il sale tu? Io con una forchetta, un cucchiaio. Queste capi. Così, guarda. Bella. Com'è? Sto buio, vuoi assaggiare? Sì. Siamo quasi, Davide. Vai, vai, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vogliamo giocarci il primo morso? Vai. Per me e per te. 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tocca a me, mi dispiace. Hai detto prima che esce non mangi, era così? No, no, no. Ah, ok, scusa. Tu in cucina come ti ritieni? Io mi ritengo uno chef ignorante. Però non troppo, forse tu esageri. Amarenna. La scamazziamo. Ci posso provare pure io? No, no, vai. Tu che esci da me. Adesso combatto. Bravo, vai. Così? Ciulluccia. Mi sta un morso sul mio panino. No. Davide, ma sei troppo pulita. Ti ha spuccati, anzi va. Vai giù. Ci vediamo alla prossima Amarenna. Dai, ignorante è tutto. Alla prossima.